Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. È con ogni probabilità di Giulia Cecchettini il corpo senza vita ritrovato oggi, sabato 18 novembre, a Pian delle More, in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo. La 22enne di Vigo Novo era scomparsa sabato scorso. Nei confronti di Filippo Turetta da ieri pende un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio. La Fiat Punto Nera che stava guidando sarebbe stata avvistata nei pressi del confine con l'Austria. Ancora cronaca. La Polizia Ferroviaria del Veneto ha identificato e denunciato all'autorità giudiziaria uno dei due giovani che, nello scorso mese di luglio, a bordo di un treno regionale nella tratta Venezia-Porto Gruaro, si sarebbe reso responsabile di un'aggressione ai danni di un capotreno. Il giovane, già gravato da precedenti penali, è stato pertanto denunciato all'autorità giudiziaria per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. E i carabinieri del nucleo operativo ecologico e del nucleo natanti del reparto operativo del comando provinciale di Venezia hanno operato un sequestro di circa 5.000 metri cubi di rifiuti speciali di varie tipologie, costituiti da 4 cumuli di ingenti dimensioni, nonché frutti di metallo arrugginiti, legname, taniche contenenti oli esausti, pannelli coibentati ed altro. I rifiuti sono stati rinvenuti presso un'area di cantiere attualmente non attiva nel Lido di Venezia, in prossimità della bocca di porto di Malamocco. Cambiamo argomento. Allo stato attuale gli over 65 rappresentano circa un quarto della popolazione residente, ma nei prossimi 10 anni il loro numero è destinato a impennarsi del 21%, arrivando a rappresentare quasi il 30% della popolazione. Per questo il sindacato dei pensionati, lo SPI della CGIL del Veneto, che ha estrapolato ed elaborato i dati pubblicati di recente dall'Istat, lancia un appello alla Regione affinché si istituisca un tavolo finalizzato alla programmazione di una strategia in grado di affrontare l'invecchiamento della popolazione. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.